Mi chiamo Francesco Zanconato, sono un imprenditore che opera nel mondo del turismo. 2 anni fa ho fondato un mio brand personale che si chiama Comigo Adventure, che nasce all'interno di Zanconato Viaggi, che è l'azienda di famiglia che si occupa di trasporto di persone e tour operator. Ho voluto iniziare questa attività imprenditoriale perché volevo rispondere a un'esigenza personale e anche una passione che era il viaggio e la natura. Appunto nella natura che ritroviamo noi stessi e con l'avventura, infatti adventure, appunto perché è nell'avventura che incontriamo le nostre fragilità, incontriamo i nostri limiti e diventiamo per questo invulnerabili. Il Comic Adventure quindi valori come condivisione, come la bellezza dello stare insieme, come la bellezza di scoprire luoghi alternativi distanti dal turismo di massa sono dei valori fondamentali e che hanno anche fatto un grande successo. Appunto in 1 anno e mezzo la nostra community è cresciuta tantissimo nelle principali città del Triveneto e siamo soddisfatti di questo. Il mondo del turismo comunque è un mondo che negli ultimi 10 anni è cambiato tantissimo e sono nate diverse nuove figure lavorative che vanno dall'analisi dei dati, che vanno dalla promozione, che vanno dall'essere specializzati nel fare video, in grafiche e anche esperti di territorio. Pensate che in Italia il settore turismo conta 4,2 milioni di occupati, rappresenta il 13% del PIL nazionale. Nel mondo l'industria del turismo genera il 10% del PIL mondiale, quindi è fondamentale il turismo. Ma per lavorare all'interno del turismo dovrete prima di tutto essere creativi, essere formati, quindi formazione e specializzazione. Infatti per lavorare in questo mondo bisognerebbe specializzarsi nelle competenze più vicine alle proprie passioni. Pensate ad esempio a tutto l'e-commerce che gira intorno all'online nel mondo del turismo. Per questo appunto ci vogliono ingegneri informatici. Pensate alla creazione di siti, pensate all'analisi dei dati, dei big data, che sono fondamentali e per questo ci vuole una grande analisi. Pensate alla gestione delle pagine social, Facebook, Instagram, la creazione dei contenuti, pensate a quei video che guardate in rete, bisogna essere insomma veramente tanto specializzati. Da fuori il mondo del turismo sembra un mondo bellissimo, felice, non è così, nel senso è così fino a un certo punto perché dietro ogni singolo viaggio c'è organizzazione, professionalità e impegno e promozione perché il viaggio si realizzi. Quindi ragazzi, se volete andare in questo mondo, il consiglio che vi do è di specializzarvi.